Non hai tempo per dormire, per riposare, per ottimizzare il tempo. Era quasi pulita, poi c'era già lo spazzaneve che... Il Bolzano era bellissimo oggi, è stato... Quattro big dell'economia che entra nella vallata. Però Enrico, dovremmo rimodernare tutti gli impianti. Lui invece ha degli impianti favolosi sul Monte Elmo dove dirige lui la drive-in. Allora io ho sentito delle persone, dei miei amici che hanno detto: Rosanna, andare là è un altro mondo e dobbiamo sentirle ste robe. Insomma, io c'ero ieri, lui è testimone. Era un altro mondo dove pioveva. No, un altro mondo perché tutto funziona, tutto è alla grande. Non l'ho mai visto. Bene, io lascio la parola al nostro Stefano Vietina che vi tratterà proprio su questa tematica. Grazie e buon ascolto. Bene, grazie Rosanna, grazie a voi che siete intervenuti e soprattutto grazie ai 4 amici che sono qua con me, che sono i protagonisti di questo incontro. Io presento un libro, ma insieme al libro volevo proporre un argomento di riflessione. Il libro si chiama Sciare con i social network e nasce da uno studio che abbiamo fatto fare all'Università di Padova, dove ho insegnato sociologia dei media, per capire qual era l'impatto delle nuove tecnologie, dei social network nello sci. E siamo partiti proprio da uno studio del Dolomiti Super Ski. Non esisteva ancora una storia del Dolomiti Super Ski, che come sapete è una realtà che ha un impatto economico determinante per la montagna, perché gli ultimi dati che ci ha dato il Presidente Lazzari qualche giorno fa parlano di 300 milioni di fatturato con le tessere, che consentono di sciare in 12 comprensori in 1200 km di piste, però questi 300 milioni, che già sono una cifra considerevole, alimentano un indotto di 3 miliardi, cioè grazie agli impianti sciistici poi c'è l'economia che gira intorno, dagli alberghi, i rifugi, i negozi, i ristoranti, i noleggi e quant'altro, no? Quindi è interessante questa storia dal punto di vista economico, è interessante vedere come si sviluppano, come il Dolomiti Super Ski ha deciso di crescere anche attraverso i social network. Allora questo è il cuore del libro. Vi do un altro elemento che è significativo. Dolomiti Super Ski nasce nel 74 e il bancomat, la tessera bancomat che tutti noi abbiamo in tasca, in Italia è arrivata nel 76, cioè il Dolomiti Super Ski ha preceduto di 2 anni l'arrivo del bancomat. Anche questa è una cosa che fa riflettere, perché vuol dire che c'erano all'epoca 6 persone, che erano i 6 comprensori originari, che hanno deciso di creare una tessera prepagata per evitare che i loro clienti che andavano a sciare dovessero ogni volta fare comprare il biglietto, fare la fila, avere il resto, eccetera. Adesso noi il bancomat lo abbiamo in tasca tutti. Io quando ho cominciato a lavorare il bancomat ancora era una cosa che non era così frequente. Mi ricordo che avevo il libretto, andavo in banca a ritirarmi i soldi, no? E quindi il fatto che i fondatori di Dolomiti Super Ski avessero avuto questa lungimiranza, considerate che erano 6 aree in cui si parlava italiano, ladino e tedesco, quindi c'era anche un problema di lingua, no? Però il business era talmente interessante che ha fatto sì che nascesse il Dolomiti Super Ski. Allora, il cuore del libro è proprio questo. Per rendere il libro un po' interessante anche a una fascia di età come la mia, poi ho deciso di andare a trovare un amico, che è diventato poi amico, ma per me era un campione, che era Gustav Teni, e nel libro trovate un'intervista lunga che ho fatto a Gustav Teni, che per me rappresenta lo sci non solo, ma lui e la Valanga Azzurra sono quelli che hanno fatto diventare popolare un fenomeno che una volta era elitario. Nel 75, quindi un anno dopo la nascita del Dolomiti Super Ski, Teni vinse la sua 4ª Coppa del Mondo e la vinse facendo un parallelo con Stenmark in Val Gardena. Considerate che quel giorno c'erano 45.000 persone a vedere sul posto e c'erano 20 milioni di telespettatori. Se considerate che era nel 75 capite che tipo di impatto. Fra le altre cose la prima gara sponsorizzata, perché la Parmalat tappezzò Ortisei dei suoi striscioni. Ecco,
mi interessava andare a capire da lui, che per me appunto quando ero ragazzo rappresentava il campione che andavo a vedere la mattina uscendo da scuola, no? Quando gareggiava in Giappone, e sentire lui cosa pensava e cosa pensa dello sci di adesso. Quindi abbiamo parlato di tante cose e ho avuto la fortuna anche di sciare con lui un anno fa, quando poi gli ho fatto l'intervista, ho avuto l'ardire di chiedergli di poter sciare il giorno dopo e ho avuto questa grandissima soddisfazione. Ci siamo lasciati e gli ho detto che appunto sciare con lui è come per un prete dire la messa col Papa, quindi oltre non sarei potuto andare, insomma, ecco. E il libro contiene anche questa parte, oltre poi alla presentazione delle 12 aree che compongono attualmente il Dolomiti Super Ski. Io mi interesso di economia perché a lungo, per 15 anni, ho fatto il capo ufficio stampa e relazioni esterne di una banca che era l'Anton Veneta, e quindi l'economia mi interessa anche la montagna, e da anni sto cercando di capire dove va l'economia di montagna. Quindi con questi 4 interlocutori vorrei proprio stasera fare una chiacchierata, ma come si può fare attorno a un tavolo, no? Per capire loro come vedono la situazione, come vedono le prospettive della montagna. Noi veniamo, oggi nevicava, no? Stamattina nevicava, difatti anzi davano parecchia neve, poi non è venuta tantissima, e visto che appunto presentavo il mio libro ho detto farò un accordo con il presidente del Dolomiti Super Ski, il prossimo anno presento il mio libro a novembre, così vediamo se nevica e risolviamo uno dei problemi grossi, che è quello dell'innevamento. Insomma, per il terzo anno consecutivo la neve tarda ad arrivare e ci sono delle spese consistenti. Allora io direi partiamo da questo elemento. Siccome il Dolomiti Super Ski è il cuore del mio libro e siamo a Cortina, io la prima domanda la farei a Enrico Ghezze, proprio su questo, no? Per il terzo anno consecutivo c'è stato un grosso impegno dal punto di vista economico per fare neve. Di fatto, mi diceva Lazzari, si arriva sui numeri dell'anno precedente perché si è partiti un po' prima anche con la stagione. Voi come la vedete in quest'area, come è andata, qual è stato il tipo di investimento e come sta andando la stagione, che insomma sta quasi per concludersi, ecco, dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista dell'utenza, della clientela nazionale, internazionale, ecco, qual è il punto? Sì, buonasera a tutti. Non sta per concludersi, per fortuna, perché noi ci aspettiamo, per passare dai 300 milioni di euro dovremmo arrivare a 350 per chiudere l'anno, diciamo, in bellezza. Con la fine di febbraio effettivamente siamo arrivati con un segno positivo, siamo riusciti a girare la stagione in maniera giusta dopo 3 mesi di durissimo lavoro, perché abbiamo dovuto innevare più di 1000 km di pista praticamente in maniera autonoma. Questo appunto non è il primo anno, è il terzo anno di fila e sta diventando un'abitudine, quindi anche il nostro scopo, me lo dico già così buttato là, ma noi dovremo infondere anche al cliente il fatto che anche senza la nevicata naturale si può sciare con le famose strisce, che non sono più delle strisce, sono delle autostrade bianche. Dobbiamo far capire al cliente che si può sciare benissimo. Io quest'anno, a dire la verità, ho fatto il giro dei passi più bello di tutta la mia vita, perché ho trovato dappertutto un'uniformità di neve sparata su tutti i versanti, a sud e a nord, e con una facilità incredibile. Ieri sono stato da Erfurter e nevicava anche là, e lì invece ho fatto fatica, pensavo di essere allenato, quindi non siamo neanche più abituati ad avere la neve come quella che è venuta oggi. Purtroppo poco, perché Vietti ne ha fatto un libro stretto. Se ti prego, se fai un libro un po' più grosso, magari nevica un po' di più, perché queste 2 o 3 nevicate sono quelle che ci hanno fatto anche un piccolo danno dal punto di vista così economico, proprio questo sabato e domenica, quindi ti chiederemo i danni, perché effettivamente quando è bel tempo la neve anche sparata, cioè noi andiamo benissimo, tanto è vero che siamo riusciti, come vi ripeto, ad arrivare a fine febbraio con un dato positivo, ma non è finita qui, perché dobbiamo arrivare addirittura il Faloria chiude il 1° di maggio, Giro del Sella i primi giorni di aprile, e quindi la strada è ancora lunga e dobbiamo aggiustare ancora i fatturati che hanno questo peso tremendo dell'innevamento programmato, che una volta realizzato l'impianto, perché l'impianto di innevamento artificiale
ci vuole, ormai è obbligatorio, non si può più pensare a una pista senza innevamento. Che dire, c'è il fatto della gestione, la gestione comporta delle spese e che sono in capo solamente a una categoria in tutta la stazione sciistica, cioè gli impianti a fune, come hai già anticipato tu. Il fatto di avere delle spese a carico per poter aprire le piste, per poter aprire la stazione invernale, per poter aprire alberghi, per far andare bene gli alberghi, per far andare bene il commercio e i ristoranti. Quindi diciamo è capitato questo caso dopo il 1974, anno di fondazione del Dolomiti Superski, che gli impianti sono diventati una componente assolutamente fondamentale della stagione sciistica. Diciamo che nel 74, quando ci siamo uniti, i primi 6, la forza, come hai detto bene tu, è stata quella di unire questi consorzi con una tessera unica. È stata una cosa grandiosa anche dal punto di vista proprio anche meccanico, perché c'erano proprio anche di Sexten, Dolomiten, dove hanno fatto noi impianti alcuni anni fa col collegamento tra la Croda Rossa e la funivia. Quello è stato un collegamento che gli ha dato sicuramente un grandissimo successo, meritato, e noi dobbiamo assolutamente imitare questo tipo di azione. Naturalmente lo sci è costoso, quindi bisogna anche dare, l'offerta deve essere completa, deve essere un'offerta di altissimo livello, anche perché ormai la concorrenza anche di altri comprensori, non solo Dolomiti Superski è grande, ma anche gli altri si stanno facendo grandi, di conseguenza il problema diciamo, è stare anche al passo con la concorrenza di tutti gli altri. L'Austria sta viaggiando molto bene quest'anno, anche perché ha neve, noi non l'abbiamo avuta. Dalla parte occidentale anche si danno grande affare, ricordiamo anche la regione autonoma, la Val d'Aosta, la nuova funivia del Monte Bianco non è sicuramente seconda a nessuno, anzi, quindi la concorrenza è forte e noi dobbiamo attrezzarci. Ecco, questo è un pochettino il mio primo intervento. Certo, no, se passi il microfono a che punto siamo, perché il collegamento molto interessante che appunto ormai diamo per scontato è quello fra Croda Rossa e Montelmo, no? Che ormai sono 2 anni mi pare che è in funzione, però poi ce n'è un altro in progetto che è quello di chiudere il giro col Gomenico, no? A che punto siamo e quali sono le prospettive? Ma io direi che comunque siamo a buon punto, perché bisogna essere sempre ottimisti, no? Anche se poi non abbiamo ancora la licenza di costruzione in mano. Comunque siamo a buon punto, penso che nel 2017 oramai finiremo le autorizzazioni, cioè le progettazioni, che poi magari anche durante il 17, durante l'inverno 17 e 18 poi il via potrà praticamente essere concesso, poi vorremmo costruire 18-19, insomma, no? Forse 18, ma speriamo, perché siccome è un'area abbastanza grande, sono 2 impianti importanti, adesso si è fatto anche un'altra idea di aggiungere un altro impianto dal Montelmo, cioè dal Passo Montecroce verso l'Orto del Toro. A questo punto ci siamo ritardati un po' perché abbiamo ancora da prendere la concessione anche o l'autorizzazione sul versante dell'Alto Adige, perché fino a ieri che non avevamo predisposto praticamente questo collegamento che si doveva fare ancora il pullman, ma poi ci siamo convinti che il pullman oramai dobbiamo eliminarlo del tutto, e perciò diciamo nel 2019 penso che siamo pronti per offrirvi un giro completo delle cime, lo chiamiamo, no? Certo. E ovviamente anche con Plan di Corones. Ma questo oramai è già concluso, perché funziona benissimo. Noi abbiamo 500-600 persone al giorno che vanno e vengono per treno, perciò ci alleggerisce anche un po' il parcheggio a Versiacco, anche quello praticamente di Perca o di Riscone. Oramai ci sono praticamente già proposte di giro fra Plan de Corones e il nostro comprensorio, in cui ci si va in una giornata su tutti e 2 i comprensori usando questo treno. La gente che è un po' brava a sciare riesce da San Vigilio ad arrivare
magari anche a Padova e rientrare in San Vigilio ancora nella stessa giornata. Questo poi sono le cose che poi adesso sono diventate di moda, no? Bisogna sempre fare delle cose che probabilmente normalmente non si fanno, insomma, no? Bisogna sempre esagerare tutto, ma comunque c'è anche chi l'ha già fatto, che è partito da Sesto e è andato all'Alpe di Siusi e di ritorno addirittura, no? Tutto con gli sci a piedi, usando praticamente un pochettino di pullman in Val Badia e poi treno da Perca fino a Versiacco, ecco. Sì, poi i record rimangono tracciati anche nelle tesserine del Dolomiti Superski, no? Perché appunto attraverso la tessera si riesce a vedere quanto si è fatto di chilometri, quanto altitudine, eccetera, quindi poi si creano anche questi record. Come numeri, sei soddisfatto per adesso della stagione? Ma noi possiamo dire che siamo messi quasi uguali, come ha detto Gianrico, insomma, fino alla fine di febbraio eravamo un po' preoccupati, poi siamo riusciti anche noi, adesso a partire da marzo siamo anche noi un po' nuovamente nei numeri positivi, per fortuna, ecco. Però quest'anno è una stagione un po' diversa, penso, no? Quest'anno avendo praticamente la Pasqua molto tardi e non avendo avuto tante festività durante Natale e Capodanno, non avevamo praticamente questo affollamento vero e proprio come negli altri anni, perciò forse un po' anche per la neve, perché poi nelle città o nelle prospettive non c'è la neve, allora tanti non si sono neanche messi gli sci, però comunque chi ci è arrivato a sciare ha trovato, come ha detto anche Ghezze, che ha trovato delle piste ancora più belle di quanto erano quando nevicava tutte le settimane. E senti, per questa chiusura del collegamento col Comedico ci sono 2 impianti da fare, avete già qualche trattativa con qualche azienda o no? Ad esempio Leitner, visto che abbiamo qua Giorgio Pilotti, ci può anticipare qualcosa? Ma forse la nostra fedeltà a Leitner è un po' troppa, insomma, no? Perciò loro stanno già facendo, anche loro ci aiutano già a fare i primi progetti di massima, perché lì non ci sono 2 impianti ma sono 3 ormai, no? E poi abbiamo comunque un buon rapporto con Leitner e con il signor Seba. Bene, allora passiamo il microfono proprio al rappresentante di Leitner, Giorgio Pilotti. Leitner in realtà non è solo seggiovie e funivie, no? Ma è tante altre cose, ecco, non so se vuoi essere tu a spiegare. No, volentieri. Allora, il nostro gruppo è un gruppo nato nel 1888, per cui ormai più di 100 anni. Siamo specializzati un po' in tutti i prodotti che servono ai signori come Senfter, quindi ai comprensori sciistici. Abbiamo al nostro interno sia gli impianti a fune, abbiamo l'innevamento artificiale, molto importante, fondamentale ormai, e abbiamo anche i battipista. Poi abbiamo una piccola divisione che si occupa anche di generatori eolici, utilizzando delle tecnologie mutuate dagli impianti a fune. E poi abbiamo un altro settore, un'altra divisione che è relativamente nuova, non rientra tra quelle storiche, che però ci dà grande speranza per il futuro, che è quella dei cosiddetti mini metro, ossia tutti gli impianti di trasporto per le città, sempre a fune, perché noi siamo fune, siamo nati con la fune e continueremo sempre con la fune, per cui tutti questi sistemi di trasporto che possono essere utilizzati all'interno delle città sempre più congestionate, però trainati dalla fune, sia aerei che terrestri. Ci sono vari esempi un po' in tutto il mondo. In Italia stiamo aprendo adesso un mini metro su rotaia che collega l'aeroporto di Pisa con la stazione. 3 mesi fa abbiamo inaugurato 3 cabinovie aeree, in questo caso a Città del Messico, quindi proprio all'interno dell'area urbana di Città del Messico. Sono sistemi chiaramente che hanno dei grossi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, perché consentono innanzitutto di essere realizzati in tempi brevissimi rispetto a un'infrastruttura tipica di una città, no? Come può essere una metropolitana, eccetera. Hanno dei costi relativamente bassi, hanno delle portate comunque sufficientemente alte, che abbiamo imparato a fare proprio lavorando sui comprensori sciistici, perché, come racconti tu nel tuo libro, c'è stata tutta un'evoluzione che ha portato anche ad un aumento delle presenze che doveva essere, diciamo, coadiuvato anche dalle potenzialità degli impianti a fune. Così
cresciuti, noi siamo cresciuti e speriamo in futuro di crescere ancora, magari proprio così. Senti, che fatturato fate? Come avete chiuso il 2016? Allora bisogna dire innanzitutto che noi chiudiamo il bilancio al 31 gennaio, quindi il bilancio 2016 l'abbiamo chiuso adesso poco più di un mese fa, per cui i dati sono provvisori ma sono confortanti, nel senso che c'è un aumento rispetto al 2015, arriveremo a circa 750 milioni di euro, questo come gruppo. Le varie divisioni, non si può interessare, hanno circa 500 milioni di impianti a fune, circa 200 milioni battipista, una cinquantina di milioni l'innevamento e circa 15 milioni i generatori eolici. Senti, estero e Italia, percentuale? Ma ormai l'Italia, noi siamo nati in Italia, siamo cresciuti tantissimo in Italia, negli anni 70-80 eravamo praticamente solo in Italia, poi chiaramente abbiamo capito che per fare il salto di qualità bisognava andare all'estero. Oggi l'Italia rappresenta una fetta importante, probabilmente ancora il mercato singolo più importante per noi, ma rappresenta, io vi dico, come impianti a fune sui 500 milioni globali in Italia ne abbiamo fatti 55, per cui un 10%. Adesso sugli altri settori non sono preparatissimo, però probabilmente l'ordine di grandezza è sempre certo. Non so se hai seguito la campagna elettorale a Roma, no? La sindaca attuale di Roma ha proposto più volte di fare una funivia, no, su Roma, e la prendevano quasi per deficiente, no? Ecco, cioè, per dirla così in maniera molto semplice. Io in realtà sono stato a Barcellona e sono salito sul Montjuïc su una vostra cabinovia che era comodissima, che funzionale, portava su, fra le cose sul Montjuïc, ci sono andato l'anno in cui c'erano i mondiali dell'atletica leggera, per cui era comodissimo arrivare su con questo impianto e nessuno si stupiva, a parte che lì a Barcellona siamo avanti anni luce, no? Perché con le Olimpiadi eccetera hanno ristrutturato tutto, però nessuno si stupiva di vedere una funivia in piena città. Ecco, cosa bisogna fare per cambiare la mentalità? Perché già voi a Perugia avete fatto Minimetro, avete fatto poi anche il Mover, no? L'avete fatto voi a Venezia eccetera, però lì già è una cosa un pochino, però vedere no, queste funivie che attraversano la città sembra quasi che sia una cosa strana, mentre la Città del Messico è stato fatto ho visto riduzione di tempi di percorrenza pazzeschi, con milioni di persone che le usano. Ecco, in Italia cosa bisogna fare? Ma l'Italia è un paese difficile, penso che non debba neanche ripeterlo, nel senso che tutti viviamo qua, sappiamo un po' quelle che sono le difficoltà. Allora, gli impianti a fune sono sicuramente una soluzione per le grandi città. Allora, io, magari contro anche l'interesse dell'azienda, non penso che si possa fare una funivia che arriva in piazza San Pietro, questo è fuori discussione, ma le grandi città hanno delle zone spesso anche abbastanza degradate proprio per la difficoltà di spostamenti delle persone. Ecco, su queste zone qua si potrebbe lavorare molto e dico, gli impianti a fune hanno veramente dei grossi vantaggi, perché rispetto a qualsiasi altro tipo di mezzo di locomozione ha dei costi molto molto bassi, sia di realizzazione sia di manutenzione, per cui in paesi magari dove le procedure burocratiche, come può essere il Sud America, come può essere il Centro America, questi impianti si realizzano anche in tempi certi, per cui una volta definita la linea, capite le necessità, nel giro di 2 o 3 anni si riescono a realizzare. In Italia chiaramente questo è molto molto difficile, per cui abbiamo qualche esempio anche in Italia, sono però un po' borderline per quanto riguarda, diciamo, il trasporto urbano. Abbiamo la funivia di Taormina che però collega la parte bassa con il paese di Taormina, abbiamo la funivia di Trapani, abbiamo a Renon, a Bolzano un impianto molto bello. Sono però sempre un po' un misto tra l'urbano e il turistico. Veri impianti urbani, a parte forse il Minimetro di Perugia, non ce ne sono, e io vedo grosse difficoltà perché poi spesso le decisioni che vengono prese a livello politico non sono sempre le più razionali, ma hanno dietro magari delle motivazioni che almeno a noi sfuggono, diciamo così. Ovviamente per chi scia, penso che molti qui in sala sciino, no? C'è un'altra cosa particolare che serve per sciare, che sono gli sci, no? Perché ovviamente servono
gli impianti, servono chi li gestisce, però servono appunto anche questi attrezzi. Qui abbiamo Alberto che è il presidente di un'azienda che fa ottimi sci che vincono in Coppa del Mondo fra le altre cose, ma sci che poi hanno un largo consumo, Nordica, gruppo Tecnica, quindi sci e scarponi, no? Diciamo che siete gli alfieri dell'italianità, no? In questo momento, perché poi gli altri sono soprattutto case straniere. Ecco, come sta andando, come vedi questo mercato, com'è la tua sensazione? Alberto Zanatta, come citavi, rappresento il gruppo Tecnica, dove all'interno del gruppo ci sono 6 marchi importanti, diciamo non solo nell'ambito dell'attrezzo da sci, ma abbiamo il marchio Tecnica, che quindi fa sia scarponi che calzature d'outdoor, il marchio Rollerblade, che fa pattini in linea, Lova, che è un'azienda tedesca che fa prodotto per calzature da montagna, diciamo, di alta gamma. Abbiamo Nordica, abbiamo Monboot e forse ho dimenticato qualcosa, no, allora sono 6, citate Tecnica, Nordica e Blizzard, esatto, mancava Blizzard che è un altro marchio che è entrato a far parte del gruppo proprio negli ultimi anni, un'azienda storica austriaca che abbiamo riportato un po' in auge dopo i grandi successi del passato di Franz Kramer, ecco, giusto per citare un altro grande atleta. Quindi un'azienda che ha una dimensione di circa 350 milioni di euro di fatturato, vendiamo il 92% del nostro fatturato all'estero, quindi l'Italia pesa poco. I nostri mercati principali sono gli Stati Uniti, la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Francia, quindi tutto l'arco alpino, Giappone, Canada, insomma tutte le zone in cui si scia e innanzitutto anche in tutte le zone in cui si cammina, quindi il 65% del nostro fatturato lo facciamo con le calzature, quindi non con prodotti legati alla neve, ma con prodotti legati, diciamo, all'utilizzo, alle passeggiate e alle camminate. Certo, i Monboot per queste cose sono ormai un oggetto quasi d'arte, no? Hanno ricevuto un premio recentemente, no? Siamo più che un premio, è stata una battaglia legale che è durata tanti anni e finalmente è stato riconosciuto dal Tribunale di Milano come un oggetto che non può essere più imitato, quindi è diventato, all'inizio era un brevetto, poi è diventato un marchio 3D, lo chiamiamo, che vuol dire, non so, la bottiglietta della Coca-Cola, per dire, è un marchio 3D, quindi anche la forma del Monboot è diventato un marchio 3D, quindi di proprietà proprio di Monboot, e quindi adesso è diventato un prodotto non più imitabile, e quindi una sentenza importante avvenuta proprio l'estate scorsa a Milano ci dà adesso l'opportunità finalmente di poterci difendere contro le migliaia e migliaia di imitazioni che ci sono state in tutti questi anni. Senti, quanti tipi di sci fate come Nordica? Gli sci ahimè sono tanti, perché le esigenze, se parliamo poi noi facciamo sci d'alpinismo, quindi per salire e per scendere, non facciamo sci da fondo, non facciamo snowboard, e quindi solo nello sci, diciamo, alpino abbiamo diverse categorie, c'è il mondo del freeride che sta avendo sempre più interesse, di fatto negli Stati Uniti piuttosto che Canada, paesi scandinavi, parte Francia e parte di Svizzera sta diventando un trend in forte crescita, e quindi abbiamo avuto la necessità di allargare la nostra proposta, la nostra offerta commerciale in quell'ambito, e abbiamo avuto dei riconoscimenti anche importanti con dei premi vinti e con degli atleti. Diciamo, il campione mondiale maschile e il campione mondiale femminile sciano, diciamo, con i nostri prodotti Blizzard in caso specifico, perché Blizzard vuole puntare più al mondo del freeride e con Nordica invece più sul mondo del racing, della competizione tradizionale, quindi quello sci che vediamo in TV, ecco. Certo, che ha vinto quest'anno la Strife, no? Sì, con Dominique Paris. Dom è un grande atleta, ci ha stupito per la terza volta, perché è la terza volta che riesce a vincere
una pista così difficile e impegnativa, e quindi ha vinto 2 discese libere e un Super G. È arrivato proprio venerdì, io ero su al Monte Elmo, perché mi sono preso un giorno di ferie venerdì e sono andato a sciare al Monte Elmo, e mentre mangiavo allo Jägerhut mi chiama Dom e mi fa: guarda che sono qui in ufficio da te. Ho detto: porco cane, non mi avevi neanche avvisato, l'avevano festeggiato. Non sei riuscito a rientrare velocemente come avrebbe fatto lui, insomma. Però l'hanno festeggiato, diciamo, perché è sempre un bel evento, insomma, è quasi come una medaglia ai mondiali, ecco. Comunque in Francia, non so se hai sentito che vengono tutti a sciare sul Monte Elmo, in incognito, però vengono tutti a provare le piste, insomma. Sì, a provare forse, no? Cioè, poi sciano anche dalle altre parti, insomma. Ma siamo contentissimi che, per fortuna che eravamo praticamente il fanalino di coda, arrivati dentro nello Super G Dolomiti per parecchi anni, come tu sai, e adesso il nostro grande obiettivo di raggiungere anche un po' l'obiettivo del canalino di fondo, arrivare praticamente a metà, che siamo quasi arrivati, per poi arrivare insieme ai grandi. Ci sono già. Dicono appunto sì, che insomma, fate passi da gigante da questo punto di vista, insomma, ecco. Noi abbiamo avuto questa opportunità che non pensavamo neanche, perché la mentalità della nostra valle era quella che non siamo una vallata in cui si possono fare grandi piste da sci, perché finché non c'erano queste tecnologie disponibili per l'innevamento, ma anche per battere le piste, ma anche per poi comunque fare le piste, non ci siamo mai immaginati di arrivare a questo punto, e adesso si è allargata un'altra porta, speriamo che riusciamo a portarla a termine e trovare i finanziamenti per farlo. L'altra porta intendi verso l'Austria? Verso l'Austria siamo sicuramente anche già avanzati, e comunque verso Siljan, e poi per collegarci col Turntal, non so se lo conoscete, è un bel compressore anche quello, e alla fin fine riusciremo praticamente a fare la tradizione tedesca, austriaca, con la tradizione tirolese, con la tradizione bellunese, insomma anche i cibi diversi, vallate diverse. Sì, speriamo che questo ci riesce. Io me lo auguro nei prossimi 5 anni, perché poi sarò troppo anziano, troppo grande per continuare a lavorare tanto. No, c'è un'altra cosa che è interessante, no? Che poi dopo, semmai ne parliamo anche con gli altri amici. Voi avete trasformato la vostra società da Sexten Dolomiten in Dreizinnen, no? Dolomites. Quindi avete allargato il perimetro operativo, no? Perché ovviamente includete anche il Comelico, fate cose in Comelico, hanno paura che si arrivi prima in Austria che in Comelico, cioè, speriamo di arrivare in contemporanea, insomma, ecco. Però il ragionamento qual è? Da quello che ho capito io, poi dopo semmai tu mi confermi o meno, dentro questa società voi avete messo più soggetti, cioè non c'è soltanto la società che gestisce gli impianti, ma ci sono anche albergatori, ci sono anche associazioni di categoria, cioè è una società che cerca di mettere insieme tutti gli elementi che in qualche maniera costituiscono poi la proposta turistica, sciistica della valle. È questa l'idea, o in modo da far sì che tutti si sentano, rispetto anche a quello che diceva Ghezze prima, partecipi di un progetto, no? E quindi in qualche maniera protagonisti, ma anche al tempo stesso beneficiari di un certo tipo di proposta? Sì, è giusto. Noi abbiamo ormai 7-8 anni fa abbiamo iniziato praticamente a raccomandare le aziende singole che c'erano, sia Baranci quanto Crollarossa quanto Montelmo, e siamo riusciti praticamente poi a fare un'unica azienda, e questa unica azienda poi è riuscita praticamente anche a trovare molta più passione, no? Dentro nella popolazione. Però abbiamo avvertito che avevamo praticamente l'alta fusteria, che si chiamava l'azienda turistica, cioè la struttura turistica, poi avevamo le Dolomiti di Sesto, che si chiamavano gli impianti o il compressore sciistico. Poi abbiamo visto tutte queste difficoltà, questi piccole liti che dentro nelle strutture, fra paesi, fra impianti, fra aziende turistiche, fra comprensorio,
Noi dovevamo per forza cercare di unire le persone e unificare praticamente anche un obiettivo per una grande crescita. Ecco, questo poi in un anno molto intenso di lavoro in cui abbiamo fatto quasi ogni 2 mesi grandi convention con tutta la popolazione, ma soprattutto con gli operatori, siamo riusciti praticamente poi a trovare una denominazione unica che comunque andava bene a tutti, cioè a tutti soprattutto in alta fusteria, da Braies fino a Sesto, e poi naturalmente non è che abbiamo chiesto il comelico se va bene anche a loro, e poi non chiederemo neanche all'Austria se andrà bene anche a loro. Comunque abbiamo condiviso di fare praticamente non solamente impiantistica, ma fare sicuramente anche il marketing comune, un marketing che deve fare il marketing locale, poi il marketing internazionale. E questo spero siamo nell'intento di riuscirci, perché siamo ai primi passi. Abbiamo organizzato un centro di marketing, abbiamo organizzato praticamente, fatto investimenti importanti in persone. Se questo ci riesce sicuramente riusciremo praticamente a vendere molto meglio, a commercializzare molto meglio il nostro comprensorio, perché se tutti questi impianti che li vogliamo costruire, che poi costano un sacco di soldi, pensare che facciamo 100 milioni di investimenti nei prossimi anni, devono anche essere praticamente ripagati, perché anche se abbiamo fatto un aumento di capitale, questo forse è interessante anche a dirvi, che noi abbiamo questa Trecime, questo Drazzino in Dolomites, in cui ci sono 450 azionisti, azionisti che vanno praticamente da Dobbiaco fino a San Candido Sesto, fino a Comelico Superiore e anche già a Silian. Perciò praticamente lì dentro ci sono una grande parte economica, no? Fra albergatori, commercianti, artigiani, industriali, ma comunque anche gente privata che ci crede in questo progetto. Noi per il momento stiamo praticamente terminando un aumento di capitale di 11 milioni, perché noi ogni volta che facciamo nuovi impianti facciamo anche aumenti di capitale in cui i paesani stessi devono comunque partecipare. Io lo dico anche effettivamente, ed è un punto fermo in cui ci dico, se non ci sono loro che praticamente contribuiscono